Buonasera a tutti, BCTV. Oggi di 11 su mese di trigula da due mista e 20 chimbe. Sempre da questa bella ida di vizi, sempre da questa barbagia di vizi e sempre da questo bello popolo sardo che è stato in questa bella terra, la Sardegna. Bene, cominciamo su diretto, danne una baita terra de Gaia, saida nostra, ma in termini, senamolo, chi insomma, de nazione di Chiesa, ma vino alle terra sarda, cioè, isco bene chi tanto ascolta la BCTV, pur non essendo dei vizi, ma è chiaro chi è una schitta gai come è gai resta, che insomma, ma abbediamo a tutto canto, forse stasera vamos a darvi una diretta da Eluvula, posso chiedere se fa che il tempo, che poi per questo bell'evento in vizi, di su quale ne ragioniamo tra un attimo. Ecco, cosa si presenta Goi, si presenta che no, bello che lo biaitino, ben illuminata, e che in Saturno è sempre il suo loco suo, e in punta a Saturno batte una pala eolica il largo che il girarne. Non si da te che è minorenne la fotografia. Andiamo a vedere il termonare sotto la vallo, oggi è 29 gradi temperatura massima, vecchio 8 la minima, sole preno, tutto sa dire. E casa, sabato, sole preno, vino a strese e poi un pacco che non vede si presenta, sta 32 gradi temperatura massima, 21 gradi temperatura minima, è cosa che si può anni prima, e il Veneto a Bizzi a Torrato, no? A Bizzi, Vinasi non veste manco una schitto, insomma, però la nazione di Chiesa, Pablo Fernandez Pira. Su quale di questa visita siamo contenti al meta e contento di tutto lo del municipio, assessore, impiegato, io che bestemma io sanna, che legendo una bella cosa che ha scritto, poi dare su benedetto e su bene torrate e su ben accatato. Poi è stata accompagnata da questa cooperativa Istelai a visitare il Romanzesu e come a Saldecca e Mesa a essere in su museo Vizichesu, poi insomma le belle cose che vamos a mostrare a tutti e in particolare a Isse. Ecco, Pablo Zaghista, sì, essa mirata e scussa, Vizichesa, ecco lì che torna a le Genneso, la torrata del ringraziamento suo, poi presentiamo chi a Sasotto de Zero in piazzetta Pitalisi, basta essere un teatro, cioè un'opera teatrale, chi hanno usato a mentare l'ambiente appunto del Sudisterro, Sardo in Argentina e in altri locos. E poi dopo a Taiserisse che si presenta a Saida e non si spiega un pacco di pruso su questa condizione del sardo in questo loco e che non che controllare il registro pare che sia assessora che in Gianna sono Baitan e appunto il registro non è stato registrato su nome del suo manneggio questa dichiarazione è commente due persone, una mamma e un babbo sono presentato a denunziare la nascita del suo manneggio. Ecco, io chiappo la fotografia, io però non che non la aiuto, ma la invio in modo tale da bolla che ridere. Ecco, un attimo che ha promesso della che ridere un attimo. No, devo tornare a Rinocchio, devo tornare. Ecco, un attimo che la inviamo in diretta. San, ecco qua. Salva. E poi come che la inviamo su. Ecco, nota di stentare ad arrivare. La tecnologia, questa cosa fa che stiamo abituati veramente tanto tempo, poi chi imbattono attrezzature dal di nulla, resissimo, ecco l'app inviata, sta arrivata, la foto anche il video, ecco qua,
este Pira è Pira, però non per me, il numene è Pira, il tesinara de numene, vediamo un po', il numene sumannedo, sinaraiata, Francesco Michele Pira e za musere M Perrotta, la musere evidentemente con gli attinie, insomma, ma dai no che è spartito pizzino e poi beh, è stato appunto questa, dai non ben scritto pure Pablo Fernandez Pira. Bene, vamos a un altro appuntamento, stasera è sta il Telescope, questa è la inaugurazione, oggi è 11, a 6:30, mi pare che siete, a vedere che questa cosa è iniziata a Sasotto, io ma bianno con scappata, lui voleva un po' di riuscire a accudire tutta questa cosa. Canacchi Best, tanta gente presente, insomma, Sinnico, addirittura viene già presente del suo Cossizzu, Todd, vabbè. Bene, da un esempio di damos un anno, bosamente anno, che Napoli da che 8, bata essere Piazzetta Pitalisi, questo convegno, insomma, a che punto siamo col progetto ET incontra il territorio. E bata organizza il gruppo escursionistico su Golostiu, coordinata Marilena Runese, interverranno Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari, dell'Infin, e Andrea Contu. Bene, bene, bene. Bosamento che la circonvallazione stancata fino a Saoie. Può travagliare. Poi bosamento puro che bisogna la borsa dei studi regionale 2024 e bonus libro 2025-2026 del 2024-2025 questo 2000. Oh, ecco qua, oggi è quindi sul programma del turismo delle radici, Caleste ore 10, Piazza Pitale, visita guidata al complesso museale di Biti e alle vie del centro storico con Prabo Fernandez de Pira a cura della cooperativa Istelai di Biti. Ore 20, rappresentazione teatrale 6 paesaggi argentini a cura di Accademia Nugoresa de Bonas Artes. A seguire, intervento di Pablo Fernandez Pira, rappresentante del Circolo Italo-Argentino Raices Sardas a Buenos Aires, testimonianza dell'Argentina in ricordo di vittesi emigrati. Poi abbiamo dato l'appuntamento, scustosi in Lubula a Crasa, Santuario di San Francesco di Lula, ore 20:30, Cantico di San Damiano, concerto corale. Bene, andiamo al giornale e abbiamo di nuovo Mahmoud e le chiavi di Orosei. Questa è la mia seconda casa. Una sala comunale strapiena per il conferimento della cittadinanza all'artista. Naturalmente, come dovete vedere, Mahmoud è il vestito di Mahmoud, come lo carabinieri sono vestito dei carabinieri. E su Pritero che vestino che è il vestito dei Priteri. Su Sasinnica è il vestita designica non sono, e in questo caso la est è anche il Monaco, però non siamo brullan, siamo scontenti al meta che Mahmoud si riconosca in Orosei, si riconosca come in sardo, ne siamo allegro veramente e contento del preziato. No? Mahmoud è cittadino onorario di Orosei, la cerimonia si è tenuta nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale convocato dalla sindaca Elisa Fares. Sala consigliare strapiena, tantissimi giovani e i parenti della mamma dell'artista Anna Frau, Oroseina Doc. Mahmoud è entrato nella sala consigliare tra due ali di folla che lo acclamavano assieme alla mamma. Era felicissimo, lo si percepiva dal sorriso stampato sul volto, elegantissimo nella sua personalissima mise, pantaloni stralarge, canotta e camicia bianca aperta e quasi appoggiata sulle spalle, Rughen, la camisa come
si presenta appunto Mahmud e si estende Mahmud. Bene, andiamo da innanzi e facciamo su dei mare pulito a Santa Lucia. Santa Lucia, un pacco su Mare Nostrum, si può fare il bagno, inquinamento scongiurato, revocato il divieto di balneazione. Abbiamo stato a Socorro, da canto a Santa Lucia, abbiamo fatto la piscinia, abbiamo fatto in questo muraglione che si detinò chissà la fotografia, va portare la fotografia personale, sono amici, così nie, come che siamo stati appunto qua in dom e in dom come in domo imos, insomma, non, uno dispiegare manno, in Santa Lucia Beste si spiaggia che se non si spiaggia sal barcasa, ma non va pol barcasa. Cioè, a quanto pare uno ha fatto il suo ricorso, uno che ha comprato dal domo in cue, che ha teleschitta su manzano su motore del spiscatore che ponevano in moto dal barcasa e quindi ha vinto sul ricorso e barcasa non ben approso. Quindi sono spiaggia sal barcasa, ma barcasa non ben approso. Bene, andiamo a Sareggione, fine vita, primo via libera tra le divisioni. Il testo approvato in Commissione Sanità, ma senza i voti di Cozzolino e Frau. Beh, insomma, integralismo non beh solo in Islam. Commissariamente SL il 3 dicembre l'udienza alla consulta sull'impugnazione del governo, cioè scritto la regione ha commissariato già ASL e sul governo viene stata impugnata, ma non solo, sono stata impugnata pure da esso commissario che sono fatto decadere. Andiamo da innanzi, aerei, rivoluzione all'imbarco, si vola senza carta d'identità. Nell'isola c'è il nodo delle tariffe agevolate, serviranno i documenti. Ma capito, una normativa, insomma, ecco, in questo senso l'ENAC ha procedure più veloci per le tratte nazionali e dell'area Schengen. Cioè, manco in Europa, quindi bisogna chiedere delle carte d'identità. È una rivoluzione. Per viaggiare in aereo non sarà più necessario esibire la carta d'identità, ma basterà il biglietto. Il cambio delle regole consentirà procedure di imbarco più veloci. Nell'isola però la novità avrà un impatto limitato rispetto alle altre regioni. Aeritalia annuncia che chiederà comunque i documenti ai passeggeri delle rotte in regime di continuità territoriale per verificare la residenza e la corretta applicazione delle tariffe agevolate. Su tutti gli altri voli nazionali dell'area Schengen però sarà sufficiente il ticket della compagnia. Bene, novitate. Il decreto infrastrutture nel decreto infrastrutture affossate tutte le proposte sarde per rafforzare la continuità. E però siamo andati da Roma che su Bonetè di mano a petire l'insularismo in Costituzione. Pensate un opaco, un'altra umiliazione del suo popolo sardo. Il decreto infrastrutture non tiene in nessuna considerazione le richieste della Sardegna. Dopo Silvio Lai a denunciarlo sono il Movimento 5 Stelle e l'assessore regionale ai trasporti Barbara Manca. Su 200 milioni stanziati non c'è un euro per il nostro territorio, nessun riconoscimento alla condizione di insularità, mentre a causa della decisione del governo di porre la questione di fiducia sul testo sono stati affossati tutti gli emendamenti che puntavano a rafforzare gli strumenti a tutela della continuità territoriale aerea e il diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Bene, no, che sono la sua posizione come protestano contro lo che governa, poi quando cambia una tessera sull'everso, ma sul destino della Sardegna non cambia. Cale sia Caia Intu, per noi non va midori, sia Filippo V o Carlo l'imperatore. Scuole, piano sardo da 187 milioni, pare che non schierano a modernare la scuola, ma l'assessore Portas nell'isola 1750 edifici, quasi tutti hanno più di 30 anni, dagli asili alle superiori, investimenti da programmare su edilizia e arredi. Ma
y estamos a vivere in lo che siamo. Colamos a sa politica internazionale, vabbè, in questo caso italiana, se bufera per al Mastri è questo criminale libico che ha mandato da Italia in pompa magna, Nordio si difende, falsità io resto. L'opposizione attacca ancora, ha mentito al Parlamento. Ma pensate che nell'altra importare al Nordio. Aver mentito al Parlamento, come chi si preoccupa del costo. E andiamo a politica internazionale, a Kiev 10 miliardi, Putin ha fallito. Ma via libera al piano Marshall per la ripresa, non siete soli, l'UE è con voi. Meloni contro Mosca, reagisce l'ambasciata russa in Italia, siete avidi, cioè... Oh yeah. Il piano Marshall per Kiev è un salto di qualità nell'azione contro Mosca, con maggiore pressione e deterrenza, che vuole dire nuove sanzioni all'aggressore e più armi all'aggredito. La conferenza per la ripresa dell'Ucraina a Roma può segnare un cambio di passo nella strategia del fronte occidentale, che sostiene la resistenza di Volodymyr Zelensky. Il debutto degli USA fra i volenterosi dà un peso diverso alla coalizione guidata da Francia e Gran Bretagna, che annunciano di aver pronto un piano di mantenimento della pace pronto a scattare quando arriverà il cessate il fuoco. Bene, mamma. Messaggi a Mosca. Per Mosca il bilancio è indigesto. L'ambasciata in Italia definisce l'appuntamento di Roma una manifestazione di brama di dominio, avidità e ingordigia da parte dei leader dei paesi occidentali, Italia compresa, accusati di distorcere qualunque realtà. Dalla conferenza il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un messaggio. Oggi è più che mai cruciale che Kiev avverta di non essere sola. Insomma, Miskin e Putin tocca di dare aiuto casi non. Questa cosa non si hackera. Arriva il messaggio di Rubio che in Malesia ha incontrato Lavrov. Rubio è stato mandato gli USA con i volenterosi, ma la Russia sta cambiando. E l'unità, il messaggio che arriva dalla chiamata partita dalla conferenza per la ripresa dell'Ucraina a Roma. Dall'altra parte del video è da Oxford in Inghilterra, Keir Starmer e da Emmanuel Macron che hanno dato non quindi presente, ha dato praticamente in collegamento. Obiettivo: fare il punto sui volenterosi per Kiev, perché per la prima volta agli obiettivi europei di pace hanno partecipato anche gli Stati Uniti, con l'inviato di Trump, Kellogg, che non conta nulla, però intanto vedi. Vabbè. Andiamo da innanzi, se facciamo l'ultima diapositiva, ad esempio di politica internazionale, von der Leyen, sfiducia superata. In effetti, questo viene definito lo spupazzello di Putin, non ha fatto sul risultato che aspettavano. Hanno votato per sfiducia 170 chimbe, in mezzo a scale bisogna lo spupazzo dei 5 Stelle della Lega, della Lega, contro hanno votato 360 e poi vabbè che 8 si sono astenuti e 2 partiti, Fratelli d'Italia e chi è altro, no, Pimentel si sono comunque non astenuti, ma non hanno partecipato a questa votazione. Sulla tregua a Gaza si avvicina la svolta, meno male,
qualche cosa sta muovendo, il negoziato ufficiale tra Israele e Hamas per raggiungere una tregua a Gaza si sta tenendo in Qatar, ma l'altro, quello riservatissimo, si sviluppa a Washington, dove le parti seguono i colloqui sulle linee telefoniche criptate con gli algoritmi militari, dettando sì ai team che sono a Doha ogni mossa verso un'intesa che potrebbe essere vicina. Speriamo. Bene, in questo terminamos il ritenosa de hoy e nos damos appuntamento a casa. Anzi, prima damos un'occhiata addirittura este l'appuntamento in Lugula. Vediamo un po'. Allora, appuntamento in Lugula este dalle onde gravitazionali al MAC di Lula alle ore 18, domani alle 18, cioè oggi. Tornamos a sigla de tancatura e nos damos appuntamento torna a casa. Vidimo che batta per Ciriaco 2 che saluta. Ciao Ciriaco, associatelo. Oh, vabbè, dobbiamo ascoltare, insomma, un caro saluto da Visti TV. Ecco, mi sono dimenticato, poi spone che abbiamo tutto questo domo in vendita, ne dobbiamo raggiungere un'altra, del domo in vendita, ma questa già sono viste, adesso, i sabato che cade, Visti TV. A mentre il video di buona tutto, dai, Visti TV, addio e mentre a